16 marzo, 8 ore di sciopero generale di tutto il settore fotovoltaico. Una cosa mai vista, le tute degli operai che sfilano assieme alle giacche e cravatte degli imprenditori, sotto le bandiere del sindacato, in piazza per protestare contro un decreto che improvvisamente, in una notte, con una firma, ha messo in ginocchio un settore. Il decreto Romani ha portato all'unione dei produttori, operai da 1.000 euro al mese e imprese che fatturano milioni di euro all'anno, uniti per la difesa di uno dei pochi settori che nel 2010 ha registrato una crescita, fatturato e occupazione, ed è in Veneto, tra Padova, Vicenza e Verona, la Silicon Valley del solare. Non è solo un lavoro, è un credere in un futuro diverso da quello che purtroppo in questi giorni oltretutto vediamo. E adesso che cosa succederà alla sua azienda? La mia azienda, che quest'anno è cresciuta in maniera molto importante e doveva raddoppiare il suo numero di dipendenti, sta lottando per non dimezzare gli addetti ai lavori. Siamo qui perché crediamo nel futuro del fotovoltaico, siamo qui perché il fotovoltaico è democratico, perché il fotovoltaico se lo produciamo nelle nostre case, siamo qui perché è una prospettiva futura che vogliamo sostenere. Qui lavorano 270 persone, lei è partito 20 anni fa con un sogno, qual era? Il sogno era quello di poter vedere sopra i tetti di ogni casa mia, dei miei amici, dei miei parenti, un impianto fotovoltaico e lasciare questo sogno anche ai miei figli, in modo che potesse essere qualcosa di duraturo, qualcosa che potesse resistere nel tempo. E adesso? Adesso questo sogno ce l'hanno tolto, con questo decreto dalla sera alla mattina non sappiamo cosa faremo il 1° giugno, ci hanno detto che ci diranno qualcosa, ma non possiamo vivere, non possiamo fare gli imprenditori senza sapere cosa succede da 2 mesi. Intanto lunedì però qualcosa succede qua in fabbrica? Sì, intanto da lunedì circa 100 persone sono in cassa integrazione perché non posso lavorare, preparare moduli come vedete qui e metterli in magazzino senza sapere poi di poterli pagare. Il decreto Romani ha improvvisamente bloccato le prospettive di sviluppo del fotovoltaico, delle energie rinnovabili, ha tolto certezze negli incentivi e senza certezze nessuno investe più, nemmeno un euro. Noi abbiamo acquisito 3 aree come questa per poter fare una linea di produzione di pannelli, abbiamo chiesto un finanziamento di 2 milioni di euro alla banca e adesso sinceramente siamo nel dubbio. Ma come si è arrivati a questa decisione? Cosa c'è dietro? Sono le domande che hanno portato alla costituzione della rete delle imprese venete del solare. C'è stata una sottovalutazione del peso economico della green economy e già adesso vedo delle frenate e delle correzioni di rotta e poi chiaramente ci sono gli interessi dei petrolieri, gli interessi dei grandi elettrici, gli interessi dei grandi consumatori di energia. La domanda più importante è: quale futuro energetico per l'Italia? Per cercare di fare chiarezza senza lasciarsi prendere dall'emozione provocata dalla cronaca, partiamo dai numeri. Ci aiuta Luca Zingale, organizzatore di Solar Expo, una delle più importanti fiere europee del settore. La prima polemica è sul costo degli incentivi per lo sviluppo del fotovoltaico. Chi installa un impianto viene pagato dal gestore dei servizi elettrici per ogni kilowatt prodotto che poi viene rivenduto, costi che come molti altri sono nascosti nelle nostre bollette. Attualmente una famiglia paga circa 2 euro al mese di contributi per il fotovoltaico, ma ne paga almeno 3 volte tanto per lo smaltimento del nucleare, che è da 32 anni che è in bolletta degli italiani, e per lo smaltimento dei residui della raffinazione del petrolio. La stessa voce per lo sviluppo delle rinnovabili, ma anche per il nucleare e per il petrolio. Gli incentivi, aggiunge Zingale, vanno progressivamente ridotti, seguendo il costo del pannello fotovoltaico. Come è successo nel mondo dei computer, dei telefonini, degli schermi piatti, i cui prezzi sono crollati, qualche anno fa erano dei beni di lusso, oggi con 100 euro si compra un maxi schermo, lo stesso sta avvenendo per il fotovoltaico, che è diminuito del 40% in un solo anno. Il petrolio non può che aumentare, il solare non può che diventare sempre più economico. Da qui a 2 o 3 anni ci sarà il punto d'incontro in cui sarà equivalente prelevare la corrente dalla rete Enel o autoprodursela sul tetto. A quel punto, dice Zingale, gli incentivi non serviranno più, il solare si sosterrà da solo. Importante però continuare ad investire per i prossimi anni.
E poi c'è un altro dato importante e che è poco conosciuto, ma davvero fondamentale per permettere ai cittadini di decidere. Questo. L'Italia, che partiva da penultima, mi verrebbe da dire, è diventato il secondo mercato fotovoltaico al mondo e in soli 4 anni è stata installata tanta potenza solare quanto quella generata da una centrale nucleare. Quindi già una centrale nucleare non serve più. La prima delle centrali nucleari potrebbe andare in produzione nel 2023 e da qui al 2023 le rinnovabili e il solare sono in grado di metterne in campo 4, 5, 6 di centrali nucleari. A impatto zero. E quanto ci costerebbe? Costerebbe molto meno che la gestione delle scorie, che devono essere messe in sicurezza per centinaia di migliaia di anni, e lo smaltimento delle centrali nucleari, che non viene mai considerato, viene semplicemente rinviato alle future generazioni, ma questo significa fare dei debiti a carico dei nostri figli. Il solare non lascia debiti a carico di nessuno. Una difesa appassionata del fotovoltaico, numeri, dati, economia e idealità. Nel momento in cui si sta disegnando il futuro energetico dell'Italia, dal Veneto delle Imprese arriva un'esortazione al governo: rivedere il decreto sul fotovoltaico prima che sia troppo tardi.